Colpo di scena in aula nel corso del processo per le presunte irregolarità per la realizzazione di un lotto di villette, il villaggio dei VIP lo chiamano alcuni, inserito all'interno del progetto Borgo Scala dei Turchi, vicino la Marna Bianca Real Montina. La vicenda, lo ricordiamo, si basa su irregolarità nel progetto, concessioni date e poi rimesse in discussione, lavori iniziati e poi bloccati. Tutto continua nelle aule dei tribunali. Uno dei punti fondamentali da verificare è se il progetto rispetti la distanza dei 150 metri dal mare, come previsto dalla legge. E proprio per chiarire questo interrogativo, il giudice dell'udienza preliminare decide di nominare un collegio di periti. Dalle analisi svolte dal collegio, affermano i periti stessi, il piano di lottizzazione sarebbe corretto, contrariamente a quanto invece afferma il perito del PM. Ma la perizia non può essere utilizzata perché il docente di urbanistica, Paolo La Greca, che l'ha redatta insieme ad altri due tecnici nominati dal giudice, faceva parte del consiglio regionale che bocciò l'approvazione del piano. La sua condizione è di totale incompatibilità, visto che, peraltro, nella perizia adesso arriva a una conclusione opposta. Per capirci, la stessa persona ha prima dato un parere, per poi sconfessarlo del tutto, ed ecco che il PM Antonella Pandolfi ha sottolineato: come facciamo ad utilizzare la perizia di un docente di urbanistica che si è già occupato della vicenda nella veste di componente del consiglio urbanistico, arrivando peraltro a conclusioni diverse? A quel punto la difesa ha chiesto tempo per visionare gli atti. Si torna in aula il 24 gennaio.